Cari telespettatori, abbiamo lasciato gli studi televisivi, ci siamo trasferiti in via Nicolò Tomaseo 67 a Padova, siamo entrati alla Clinica Medical Center Padova per affrontare altre problematiche che riguardano la salute di noi pazienti, di noi cittadini, problemi molto frequenti. Questa volta parliamo di denti sensibili, parliamo di tanti piccoli problemi che possono diventare grandi problemi, ma come affrontarli? Come risolverseli e soprattutto cosa può dirci lo specialista o gli specialisti? Incontriamoli insieme. Siamo entrati nell'ambulatorio dove lavora la dottoressa Maria Letizia Toderini. Grazie dottoressa di ospitarci. Grazie a voi. Dobbiamo parlare di un tema abbastanza frequente e purtroppo a volte con conseguenze anche spiacevoli. Sensibilità dentale e tutto quello che ne consegue. Innanzitutto, quali sono i denti sensibili, le gengive sensibili e soprattutto secondo lei cosa deve fare un paziente per evitare di trovarsi in queste situazioni? Allora, la sensibilità dentale è una problematica molto frequente, chi non ha mai avuto denti sensibili almeno un giorno. Sono problematiche che possono durare qualche giorno, ma anche dei mesi, quindi andare proprio a condizionare anche emotivamente la persona che non si sente più libera di mangiare, di bere e a volte anche di praticare attività all'aria aperta, per cui è un problema che certi pazienti sentono molto. Ah, quindi può durare anche pochissimo tempo? Risolversi rapidamente? Assolutamente. Questo è consolante. La sensibilità dipende da tantissimi fattori, principalmente è causata dall'esposizione della dentina. La dentina è la parte centrale del dente, è quella che poi costituisce la radice, perché è sensibile il dente. Dobbiamo immaginarlo come una struttura porosa. In certe condizioni questi pori si dilatano e gli stimoli che arrivano dall'esterno possono entrare velocemente e facilmente fino alla polpa del dente, cioè al nervetto, e noi sentiamo il classico dolore. Per cui ci sono tantissime situazioni che portano appunto alla sensibilità dei denti, ma banalmente l'usura dentale, che è un processo fisiologico molto marcato per esempio nei pazienti che soffrono di parafunzioni, per cui chi digrigna denti o anche banalmente li tiene stretti, o che soffre di patologie come il reflusso gastroesofageo o altri disturbi alimentari che possono portare... Sono tanto frequenti anche questi? Assolutamente. Quindi non solo problemi magari all'esofago, all'intestino, del tubo digerente, allo stomaco, ma anche alla bocca? Assolutamente, assolutamente. Per cui, ma un po' tutte quelle condizioni che generano un'acidità nella saliva portano a una demineralizzazione dei denti che di conseguenza poi diventano sensibili, per cui come potete immaginare è importantissima l'alimentazione, l'assunzione frequente di cibi e bevande zuccherate, ma anche gli energy drink, ma anche quelli per gli sportivi che uno magari non pensa però contengono acido citrico, alcuni tipi di frutta, le fragole, il kiwi, il limone, l'alcol, il vino, la birra, sono tutti alimenti e bevande che contribuiscono alla sensibilità dentale. L'abitudine molto frequente di dare ai bambini prima di andare a letto magari un buon succo di frutta, oppure noi stessi prendersi il succo di frutta perché come consolatore dopo essersi lavati i denti. Quindi prima di andare a letto è terribile allora? Assolutamente, assolutamente, a volte la camomilla zuccherata, il biberon, è terribile perché poi la bocca durante la notte è come si mettesse in stand-by, no? Si riducono il flusso della saliva, si riducono i movimenti, per cui quei meccanismi di autodetersione che ci sono durante il giorno vengono a mancare e così è come se facessimo degli impacchi ad alto potere cariogeno sui denti dei bimbi, per cui sì, assolutamente da evitare quella cosa. Quando ci si lava i denti tante volte ci si mette un bel po' di impegno, a volte energia, e tendono anche a sanguinare. Ci sono degli errori frequenti che si commettono anche nel lavaggio dei denti? Allora, in realtà, esatto, lo spazzolamento deve essere molto delicato e infatti gli spazzolini elettrici, uno dei vantaggi degli spazzolini elettrici è che hanno dei sensori alla pressione, per cui facilmente ci
si illuminano di rosso quando premiamo troppo e di verde invece quando manteniamo la pressione corretta. Un'eccessiva pressione quando spazzoliamo ovviamente, oltre a contribuire all'usura del dente e quindi di conseguenza all'ipersensibilità, non è efficace perché lo spazzolino si apre e quindi non pulisce bene. Piuttosto appunto magari metterci un pochino di più, quindi un'altra cosa utile appunto degli spazzolini elettrici è che hanno un timer, per cui impegnarci un po' più di tempo, essere più delicati. Ecco, un'altra delle cause appunto di ipersensibilità è una cattiva igiene orale, che a volte non vuol dire che il paziente non si pulisce, ma lo pulisce male. Non lo sa fare, non lo fa nei momenti opportuni. Il nostro dovere infatti è accompagnarlo e tenerlo monitorato, non spiegargli che deve spazzolare i denti e basta, che quello ormai lo sappiamo tutti che l'igiene della bocca è importante, ma come farlo? Ogni trattamento deve essere sempre personalizzato in base al paziente che abbiamo di fronte, in base al suo stile di vita, alla sua manualità banalmente, per cui... Si può quindi risolvere questo problema dei denti sensibili, delle gengive ipersensibili? Trova soluzione? Attualmente non ci sono delle linee guida precise, quindi i trattamenti ce ne sono tantissimi e la terapia va un po' personalizzata. Si tratta di terapie graduali, per cui si parte innanzitutto con la prevenzione, come sempre, quindi aiutare il paziente, istruirlo ed educarlo a un corretto stile di vita, quindi a un'alimentazione corretta, a uno spazzolamento adeguato, quindi a mantenere una buona pulizia del cavo orale. Bisogna intercettare eventuali fattori predisponenti, l'ipersensibilità, per cui, come dicevo, le parafunzioni, e correggerle utilizzando magari dei dispositivi intraorali come i Bite. Quindi ci sono degli strumenti che aiutano in tutto questo, questo è assolutamente. E poi abbiamo i trattamenti che si possono fare, fondamentalmente si tratta dell'applicare dei prodotti desensibilizzanti. Magari all'inizio si comincia con delle applicazioni domiciliari, quindi il paziente gestisce le cose a casa con gel, mousse, ma anche banalmente i dentifrici desensibilizzanti che si trovano in supermercato. E quindi possono servire? Assolutamente, assolutamente. L'unica cosa è importante la costanza nell'utilizzo e la frequenza. Il passaggio successivo sono trattamenti che si possono fare in studio, presso lo studio, utilizzando dei prodotti con delle concentrazioni maggiori e prodotti che hanno magari anche un effetto più mirato. Molto utile adesso è anche la laser terapia, che agisce secondo un altro concetto. Allora, generalmente i prodotti desensibilizzanti vanno a tappare un po' le porosità che rendono il dente sensibile, mentre la laser terapia ha un'azione di biostimolazione, per cui favorisce quei meccanismi di autodifesa che ha il nostro dente quando riceve degli stimoli irritativi. Altri trattamenti, quindi un passaggio successivo quando non funziona, quando non si risolve completamente, possono essere i trattamenti conservativi. Come dicevo prima, parlavo dell'usura dentale, i denti si consumano soprattutto a livello cervicale, quindi vicino alla gengiva, o nella superficie masticante, per cui è molto utile andare a fare delle banalissime otturazioni che, oltre a risolvere la sensibilità, il problema della sensibilità, hanno anche un notevole riscontro estetico. Un altro trattamento, a volte la sensibilità dipende dalla recessione della gengiva, per cui la gengiva si abbassa, e in questo caso sono molto utili degli interventi di chirurgia mucogengivale che servono proprio per riposizionare la gengiva a livello ottimale, e anche questo è un intervento che ha sicuramente un risvolto estetico non indifferente, per cui abbiamo l'aspetto funzionale, di salute e esatto. Anche l'aspetto estetico. Un'altra cosa e che unisce sempre appunto, a volte l'ipersensibilità dipende da una malposizione dei denti. Il paziente quindi non riesce a pulirli bene nonostante magari ci si impegni anche, a volte magari arriva da trattamenti ortodontici che non hanno avuto successo e quindi presenta anche delle recessioni della gengiva, per cui un altro dei trattamenti dell'ipersensibilità è proprio l'ortodonzia.
ma di quella poi ne parlerà il dottor Cappello. Infatti, dottoressa Toderini, la ringrazio tantissimo perché ci ha dato dei chiarimenti fondamentali, dei presupposti senza i quali non si può neanche procedere poi alle fasi successive. Parliamo quindi di ortodonzia, parliamo anche di estetica del dente, assolutamente, perché è una cosa importante. Non è in secondo piano. E non è in secondo piano, no. Noi la ringraziamo, la lasciamo andare e vediamo cosa c'è da raccontarci invece il dottor Cappello. Ed eccoci col dottor Alvise Cappello. Dottore, grazie di ospitarci perché lei è direttore sanitario del Medical Center Padova, lo ricordiamo sempre. Esatto. Ma in questa veste lei è medico specialista in odontostomatologia. Esattamente. Ed è in questa veste che questa volta subirà la mia intervista perché l'ha introdotta la sua collega, la dottoressa, e vogliamo capire anche il problema dei denti storti, volgarmente detti. Dopo lei mi preciserà. Allora, come vi raccontava poco fa la dottoressa Toderini, il fatto di soffrire di sensibilità al caldo e al freddo spesso è legato anche alla posizione che hanno i denti. Nella fotografia che che state per mostrare vi faccio vedere la stessa bocca. Nella fotografia, nella parte di destra, dove si vede la gengiva che è ritirata, vediamo una condizione che è tipica nel provocare questo tipo di sensibilità, cioè la parte della dentina, che è quella che costituisce la radice del dente, è esposta quando normalmente è completamente coperta da gengiva ed osso. In questo caso si tratta di un disastro che ha provocato un odontoiatra, però problemi analoghi anche della stessa entità possono essere provocati dall'uso scorretto dello spazzolino o da tecniche non adeguate nell'igiene domiciliare. In quale misura l'ortodonzia può aiutare a risolvere? Nel caso che si vede in questa fotografia, cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato i denti verso l'interno della paziente. In questa maniera l'osso, diciamo così, abbiamo rimesso il dente dentro all'osso. Un po' alla volta la gengiva è cresciuta e noi quello che vediamo è una condizione che prima è con un danno veramente molto grave, una recessione di quasi 1 centimetro che praticamente scompare del tutto. Ovviamente non mi dovete prendere come fossi il verbo, non è che questo funziona per tutti quanti. Ogni terapia deve essere ritagliata esattamente sulle caratteristiche di quella persona. Lei ha detto ricresce la gengiva. Sì, perché sostanzialmente cosa succede? Dovete immaginare la gengiva come una coperta o come una tovaglia, meglio. Se noi la tovaglia è lunga 2 metri, la mettiamo su un tavolo di 50 cm, ovviamente la tovaglia deborderà abbondantemente. Ecco, la gengiva fa un po' lo stesso. Se io metto una tovaglia di 2 metri su un tavolo di 2,10 metri, la tovaglia è insufficiente, quindi la radice viene fuori. Questo è quello che capita un pochettino nella nostra bocca. Se i denti sono mal posti, troppo spinti in fuori, o per errori di un ortodontista, o chiamiamolo tale, come quello che vediamo nella fotografia, o perché i denti sono storti e siccome sono storti devono starci, loro si dispongono in modo da rimanere da qualche parte e lì le gengive cominciano a calare. Soprattutto se la persona è una persona alta, magra, col viso stretto e sottile, e il tipico, noi medici amiamo usare termini difficili, l'abito longilineo, cioè la persona dove prevalgono i diametri verticali sui diametri orizzontali. Addirittura questo c'è come elemento. Può essere questa fa parte della medicina storica, perché i medici una volta erano molto grossolani perché ci conoscevamo poco, no? E quindi una delle prime cose che avevamo cominciato a fare, parliamo del 1500, 1700, non recentemente, si classificavano le persone sulle fattezze anatomiche, per cui chi aveva la faccia tonda o la faccia quadrata, il cosiddetto brachitipo, era una persona che aveva certe caratteristiche. Tipo l'ombroso, insomma. Esattamente. Chi invece ha la faccia stretta e lunga ha delle altre caratteristiche. Se guardiamo in bocca, la persona longilinea ha una bocca con delle gengive molto sottili, una festonatura gengivale molto accentuata, per cui è molto facile produrre un danno. Una persona che abbia invece una faccia tonda o quadrata normalmente ha una festonatura gengivale molto bassa, molto piatta, con delle gengive molto spesse che permettono di difendere meglio il dente. Quindi più fortunato? Sì, non c'è
Naturalmente più fortunato rispetto a... Per certi aspetti sì, in medicina non c'è il più fortunato e il meno fortunato, ognuno di noi ha delle caratteristiche, non c'è il normale. C'è una norma che la scienza ha costruito perché ha visto che se raggruppiamo gli individui in maniera coerente troviamo delle caratteristiche che siano più o meno favorevoli. Per cui nel caso delle recessioni gengivali la persona brachitipo con la faccia tonda e quadrata è più fortunata del longilineo. Quindi le gengive possono in qualche modo trovare sistema. È un intervento lungo, doloroso, richiede dei tempi tecnici abbastanza lunghetti? Allora, dipende da come li trattiamo. Se il trattamento è ortodontico, un trattamento ortodontico normalmente richiede dai 12 ai 18 mesi. Può durare un po' di più, può durare un po' di meno, dipende dall'entità del problema. Se invece abbiamo delle recessioni gengivali che decidiamo di trattare chirurgicamente, ci sono delle tecniche molto efficaci in questo senso qui, allora il trattamento è sicuramente molto breve perché nell'arco di qualche mese l'intervento è uno, ma ci vogliono alcuni mesi perché i tessuti maturino. Nell'arco di qualche mese si può ottenere un buon risultato. Alle volte può essere necessario fare un secondo ritocco. La procedura chirurgica è poco fastidiosa, normalmente abbastanza rapida, sono interventi che richiedono un'ora, un'ora e mezza di tempo perso in poltrona, diciamo così. In anestesia? In anestesia locale o in taluni casi se il paziente è molto ansioso, teme molto la paura, un rapporto diciamo non confidente col dentista come quello che ho con me stesso quando mi siedo in poltrona, allora la sedazione può essere un valido aiuto che toglie quella paura, quelle preoccupazioni che ci possono affliggere. Questa è la gengiva, ma anche i denti storti, lei mi diceva fa riferimento alla fotografia, quindi non sono proprio perfettamente allineati, possono trovare una soluzione? Certo, il caso che vediamo nella fotografia è direi esemplare, lì si tratta di un gravissimo errore fatto da, chiamiamolo un collega, che poi voleva ricoprire quella gengiva con un intervento chirurgico. Se avesse agito in quel modo lì avrebbe fatto un danno ancora peggiore. Pensiate che quella bocca che state vedendo è di una ragazza di 19 anni, quindi non è che parliamo di una persona che ha 80 anni che magari un difetto estetico può accettarlo. Viceversa, se la scelta di trattamento è oculata e il paziente collabora e ha compreso perché facciamo quel lavoro, in un tempo tutto sommato abbastanza rapido, nel caso di questa ragazza sono stati 18 mesi, si può ottenere un risultato eccellente, perché vi sfido a riconoscere il difetto se non ve lo indico, e senza nessuna chirurgia. Questo è importantissimo, infatti. Certo. E questo, il tenere invece la situazione inalterata, quindi chi tiene i denti storti, eccetera, può provocare delle conseguenze col passare del tempo. Allora, non è mai morto nessuno per i denti storti, quindi mettiamo in chiaro una cosa, è chiaro che uno vive benissimo con i denti storti, ma nel senso che possono provocarsi altre situazioni. Certo, ma è chiaro che nel caso per esempio della fotografia, se la paziente avesse continuato a tenere i denti in quella posizione, la gengiva si sarebbe verosimilmente in un tempo che non è prevedibile dire quale sia aggravato ulteriormente fino a portare anche alla perdita del dente. Chiaramente non è che sia la norma, però avere i denti storti rende più difficile conservare sana la bocca, aumenta il rischio che si verifichino eventi di questo tipo e alla fine creano problemi estetici, funzionali, difficoltà di restauro, maggiori costi per sistemare la bocca. Prima la dottoressa Toderini aveva accennato alla sensibilità delle gengive e lei ha aggiunto la recessione delle gengive stesse. La sensibilità gengivale può essere sintomatica di una successiva recessione gengivale? O in genere il processo è necessariamente? il contrario, nel senso che prima viene la recessione e quindi abbassandosi la gengiva si espone la radice del dente e esponendosi la radice del dente si scoprono delle strutture che sono sostanzialmente porose e attraverso questi pori gli stimoli termici o quelli chimici prodotti da sostanze acide o zuccherine, come raccontava poco fa la dottoressa Toderini, provocano uno stiramento del nervo che genera quel senso di dolore che si avverte. Per porre rimedio a tutto questo bisogna cambiare anche stile di vita, stile alimentare, cioè la persona già pensa se dura un anno dovrò mangiare con la cannuccia, non poter mangiare altro, perché tante volte... È una delle domande che più facilmente mi vengono poste con i pazienti che devono essere sottoposti a procedure ortodontico-chirurgiche. In verità no, non è vero. Oggi disponiamo di sistemi straordinariamente efficaci, abbiamo degli apparecchi che sono trasparenti e rimovibili che in molti casi sono
efficaci quanto un apparecchio fisso, in altri casi questi apparecchi così comodi non sono sufficienti perché il movimento è troppo complesso e quindi lo strumento non è adeguato a controllare i movimenti. Però diciamo, che sia l'apparecchio fisso convenzionale che sia l'apparecchio trasparente rimovibili, sono tutti strumenti che sono facilmente utilizzabili e non limitano la vita sociale. A che età sarebbe meglio intervenire? E oltre quale età non è bene ormai non far più nulla? Un bambino dovrebbe cominciare ad andare dal dentista a 3 anni, non per fare chissà che cure, ma per conoscere l'ambiente, creare un rapporto di sintonia con delle situazioni che non sono quelle che noi viviamo tutti quanti i giorni. E poi da quel momento in poi, a seconda di quello che è il problema, deve essere accompagnato fino a... Ma quindi con i denti definitivi si può già procedere a un intervento oppure meglio arrivare alla maggiore età? Quello intendevo dire. Non c'è una risposta univoca, dipende dal problema che c'è in quel momento. Quindi anche bambino piccolino anche il bambino piccolo può essere trattato. Nel bambino piccolo possiamo adottare delle tecniche di trattamento ortopedico che favoriscono una buona crescita. Una buona crescita riduce il rischio e quindi è importante che il bambino sia seguito fin dalla giovane età. Per cui se, domanda magari banale, un bambino piccolo, i primi dentini sono tutti storti, non è detto che i denti definitivi, uno dice ma aspettiamo che arrivino i denti definitivi, magari possono venire dritti oppure attenzione, meglio darci un'occhiata. Se i dentini da latte sono storti, questo non vuol dire che necessariamente i denti permanenti saranno storti. I denti da latte servono a permettere al bambino di masticare, perché i denti permanenti sarebbero troppo grandi per starci. Chiaro, Per cui è estremamente importante che la mamma o il papà, perché no, si preoccupi se vede i denti storti del bambino, ma è responsabilità del professionista a cui vi rivolgete di individuare il bambino che richiede effettivamente una cura da quello che deve semplicemente essere seguito. Chiarissimo. E allora grazie dottor Cappello di averci dato istruzioni importantissime per l'uso e soprattutto per la salute della nostra bocca, dei nostri denti, non trascurarle mai, comunque farsi dare un'occhiata è meglio perché dopo le conseguenze possiamo vedere possono essere veramente estremamente gravi. Noi la ringraziamo ovviamente Medical Center Padova di averci ospitato anche in questa occasione, voi telespettatori di averci seguito, noi però ci rivediamo dopo la pubblicità.